Buongiorno. È il giorno successivo all'escursione del velo della Madonna. Ho dormito altre 4 ore e quindi ho dormito 8 ore in 2 giorni, eccellente. E sto andando adesso con un altro mio amico a rifare il corno alle scale. Vi avevo detto nel vecchio video con Simone che avrei rifatto quel maledetto tratto con i balzi dell'ora e tornerò al corno alle scale per rifare appositamente quel maledetto tratto dei balzi dell'ora. Così sarà, quindi se no riprenderò tutta l'intera escursione perché comunque è tutta roba che avete già visto. Nel frattempo c'è un signore inquietante che mi sta guardando dal balcone. Qui. Non ti vedevo, dicevo che cazzo stai? Basta. Sì, ciao. Sono 20 anni tipo che non ci vediamo. 20 anni, 20 anni. Quanto hai dormito alla fine? 3 ore. Siamo buoni. Eccoci di nuovo qua al corno alle scale, questa volta con una persona più temeraria di Simone. Forse. Adesso torniamo indietro. Non so quanto tempo passerà da quando pubblicherò il vecchio video del corno alle scale quando pubblico questo, ma sappiate che sono passate tipo 3 settimane, quindi in realtà è molto vicino. Come dicevo, non riprenderò tutte le cose che ho ripreso l'altra volta perché tanto è la solita roba. Quando arriviamo ai balzi dell'ora inizierò a fare qualche piccola inquadratura differente, quindi ci vediamo direttamente là. Oh. Un punto, sì. Ecco, siamo ritornati finalmente ai balzi dell'ora, con un passo leggermente diverso. Ci abbiamo impiegato 30 minuti scarsi per arrivare fin qui e fare 300 metri di dislivello. Adesso si procede là con un po' di calma. Adesso ci prendiamo un attimo il fiato, però il paesaggio è bello. Un po' di mosche. Come la stai vivendo questa situazione? Non sto pensando al dopo. Ragazzi, siamo arrivati ai balzi dell'ora. C'è una piccola sorpresa. Si torna indietro. No! Mette una scusa del tipo interrotto. Sì, no, era estremamente scivoloso per via del riscaldamento globale. Io che mi sono cagato addosso. E nulla, ci ritornerò un'altra volta. Vi prometto che vi farò vedere questi balzi. Quindi adesso fondamentalmente si fa lo stesso percorso che ho fatto con Simone. Stiamo facendo delle considerazioni. Se fosse una cosa da dire mi aggrappo eccetera, cioè già qua io sono, capito? Non mi fido dei miei piedi. Torniamo indietro. L'unica cosa però vi farò vedere una parte differente nel sentiero di ritorno e visto che siamo abbastanza spediti facciamo le cascate del Dardagna, quindi almeno guardiamo le cascate e vi faccio vedere qualcosina di nuovo. Siamo arrivati in Punta Sofia, non ho documentato nulla perché abbiamo fatto praticamente lo stesso identico sentiero che ho fatto nel vecchio video del corno alle scale, quindi adesso siamo di nuovo qui. Il tempo è un po' di merda, nel senso che il meteo dava comunque come previsioni nuvolo, infatti così è. Stiamo salendo veramente a ritmo giga serrato perché siamo tornati indietro dai balzi dell'ora che erano le 8:40, le 8:45 e siamo qui che sono le 10, quindi a tornare tutto indietro e rifare tutta la salita in così poco onestamente abbiamo un po' telato, ed è meglio così perché poi alle 3, 3 e mezza inizia a fare un po' bruttino qui, cioè non si vede un cazzo, praticamente è un video solo con la mia faccia, non si vede assolutamente nulla. Adesso lui farà delle foto fantastiche al bianco. Sì, filtro nebbia. Tra poco andiamo al lago Scaffaiolo e una volta allo Scaffaiolo però facciamo il sentiero basso, non andiamo sul Monte Spigolino, facciamo il sentiero basso dove ci sarà anche una parte di bosco, quindi speriamo che inizi a fulminare lì in modo tale che siamo proprio sotto gli alberi e veniamo coinvolti male. Slanci di coraggio da parte di Zorez. Certo, sporgiti un po' di più allora. Il fatto è che nel video non rende quanto siamo in alto. Guarda sta che da là a laggiù sono circa fin laggiù saranno se tu calcoli che all'inizio dei balzi dell'ora era 1700, qua siamo 1900, sono 200 metri. Da qui a laggiù saranno 400 metri più o meno, 400-500 metri di dislivello. Comunque abbiamo mangiato, abbiamo immaginato cose tipo uno che si attacca a questo cavo e si mette a fare la piroetta attorno. Andati al rifugio, come vedete sto documentando molto poco perché tanto è tutta roba che avete già visto. Ci tenevo comunque a farvi vedere il lago perché quando siamo venuti qui il 15 agosto io e Simone, questo posto qua, come ricorderete dalle immagini che adesso vi farò anche vedere, era pieno completamente di gente qua nel rifugio, che tra parentesi è anche chiuso oggi, cioè nel senso è aperto, ma ho aperto la porta e c'era tipo un cantiere, stanno facendo dei lavori forse. Ci siamo fermati a fare anche qualche foto, tra l'altro sulla
sulla Punta Sofia, ci siamo divertiti un po'. Quando ho detto che partivamo, in realtà poi siamo stati lì un'altra mezz'ora minimo appunto a fare foto. Siamo a 1805 metri, siamo partiti da là che erano le 11:15, 11:20, 11:30 più o meno. Siamo arrivati al lago Scaffaiolo che sono le 12:58, direi che siamo più che in orario. Alle 3 dovrebbe iniziare a tuonare, a fulminare come se non ci fosse un perché. Speriamo di prenderselo tutto. E questa volta invece facciamo il sentiero basso, cioè dopo il lago Scaffaiolo prendiamo il sentiero 401 e andiamo giù per quel boschetto là. Mentre la scorsa volta, nel video scorso, eravamo andati sul monte Spigolino, che adesso non si vede una fava perché è tipo oscurato dalle nuvole, e abbiamo fatto tutta la cresta, tutta questa cresta qui, e noi invece scendiamo giù per di qua. Quindi adesso vi faccio vedere anche qualcosina di differente. Allora, ci siamo trovati a questo piccolo bivietto dove c'è un palino del CAI, il lago Scaffaiolo è là, abbiamo fatto così e gli siamo arrivati al palino. La mia decisione era quella: si va su per di qua, si va giù per di qua. Noi adesso stiamo scendendo per di qua e stiamo facendo questo sentiero qua. Poi dopo là c'è un altro segnale CAI, quindi quasi sicuramente questo qua sarà il sentiero giusto, comunque lo scoprite. Siamo arrivati al famoso bivio dove, vabbè, ovviamente di qua si ritorna indietro perché è da dove arriviamo, mentre di qua si va al Passo del Lupo, che è la parte poi dopo a nord del nostro sentiero, che è dove vogliamo andare. Si è aperto anche un po' il tempo, a dire la verità. Avevano detto che mettevano pioggia alle 3 alle 4, in realtà secondo me pioverà anche un pochino dopo. Oltretutto noi stiamo andando fuori dalle nuvole minacciose che sono quelle là e stiamo andando verso di qua, che ha sempre il suo onestissimo panorama, ma che avete già visto. Con Simone siamo scesi giù per di là. Guardiamo un po' dove siamo. Siamo nel famoso bivio che un mese fa ci aveva portato in questo punto qui. Bene ragazzi, siamo arrivati al bivio. Di là si va allo Scaffaiolo, che è da dove arriviamo. Per qua su a occhio al 339, nella cartina non è segnato. Per di là si va verso il Passo del Lupo. Quindi noi adesso andiamo qui, Passo del Lupo, questo tratto qui che deve essere veramente molto molto carino, che la scorsa volta non abbiamo fatto. Porta Capallai, Ospitale, Passo del Lupo. Abbiamo continuato per il sentiero, il Passo del Lupo, abbiamo seguito il sentiero, adesso siamo arrivati a questo graziosissimo torrente e siamo in direzione Cascate del Dardagna, molto 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 bello. Ecco, San Benedetto in Alpe più o meno è tutto così, dove tu costeggi sempre un fiume, molto bello. Adesso forse ci fermiamo un attimo per fare un esperimentino con la fotocamera, dopo ci rechiamo alle cascate. Esperimenti fotografici. Tu quanta esposizione hai messo adesso? Almeno 30 secondi. Stiamo facendo il sentiero delle cascate, che siamo praticamente quasi arrivati, direi. Si sente l'acqua che mi fa venire un po' di stimolino di pipì, infatti la sto già facendo un pochino. Ho appena visto in diretta uno scarafaggio inciampare. Speriamo che siano belline queste cascate. La voglia di risalirli dopo questi gradini. Questa è la prima cascata, cioè la prima che abbiamo incrociato. Credevo fosse più bassa, vi dico la verità. Molto molto bella. Adesso andiamo giù per di qua, andiamo a fare le altre. Siamo scesi un pochino dalle cascate. Questo è quello che si vede ed è decisamente bello. Oltretutto veramente non rende dal video, non rende per niente l'altezza. Poi molto bella questa parte qui, dove girandoti noti un bellissimo scorcio delle montagne dietro. Giorgio mi suggerisce di salire lassù, che da lì è molto bello, e noi così facciamo. Figo il laghetto, ma soprattutto bello andare là. Bello. Questa è la situazione di un uomo dopo essere ritornati dalle cascate. Un uomo che... il rifugio è chiuso. Vabbè dai, tra mezz'ora siamo in un autogrill. Questa è la faccia di un uomo che per un attimo crede di avere tutti i sogni infranti. L'ultima pesca. L'ultima pesca. E tu cosa... No, c'hai anche i cosi, i cracker. Madonna, non riesci a mangiare, ho la bocca troppo secca. Non c'è un'anima e va bene così. Quella è la nostra macchina. Ma è la salita dopo le cascate che porta al cavone. Dire che ho un dito nel culo è un complimento. È schifo la vita. Poi ragazzi,
penso che voglio morire qui. La cosa positiva di questa escursione è che è finita. Mi stavo incazzando con una roccia nella storia. Ma non capisco, che cazzo stavo facendo? Perché stavo facendo così? Perché non c'è l'audio. L'ho tolto perché dicevi cose del tipo, non mi ricordo. Era un racconto scabroso che non poteva essere riportato. Ah, ok. Beh ragazzi, comunque tra una cosa e l'altra l'applicazione ci segna che abbiamo fatto grosso modo una ventina di chilometri. Ciao a tutti, è stato bello.